80% di adesione delle autoscuole alla serrata contro l'introduzione dell'IVA al 22% sulle patenti, la retroattività, esami e pratiche saltati, titolari, l'unico modo per far sentire la nostra voce contro una decisione che ci mette in ginocchio. La bozza di intesa sull'autonomia del Veneto sarà pronta per la firma quando il ministro Boccia sarà a Venezia, così il presidente Zaia a pochi giorni dal vertice del lunedì. Lei guida da un anno l'associazione Veneto Vivo, Renzi ha dato vita invece a Italia Viva. Simonetta Rubinato, ex parlamentare PD, parla della decisione dell'ex segretario e guardando la regionale 2020 non chiude un dialogo. Gli insegnanti specializzati ci sono ma i comuni non usufruiscono, l'appello di una mamma che si batte per l'assunzione delle scuole di interpreti della lingua dei segni per bimbi muti. Si schianta con la Ferrari da 300.000 euro del papà, illeso il 22enne figlio di industriali di Oderzo, in un video le immagini dell'incidente. Ha preso servizio oggi il nuovo comandante dei Carabinieri di Conegliano, viene dal nucleo operativo ecologico, un esperto di ambiente per difendere il territorio patrimonio UNESCO. Rugby, grandi aspettative in Pro 14 per il Benetton che ha chiuso a maggio una stagione da record, ora si accinge a fare sul serio ma tenendo, sottolinea il presidente Zatta, i piedi ben saldi a terra. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati. L'edizione televisionale dei nostri telegiornali è dunque oggi il giorno della serrata delle autoscuole, un'alta adesione in Veneto e nella Marca, l'80% secondo le prime stime, e dunque esami e pratiche saltate, e poi la voce, la rabbia dei titolari delle agenzie, delle autoscuole che hanno chiuso contro la decisione dell'introduzione dell'IVA al 22%, ma soprattutto la retroattività di questa imposta. Sentiamo. Chiuso, chiuso e chiuso. È l'effetto della serrata nazionale delle autoscuole che protestano così contro l'introduzione dell'IVA al 22% sulle patenti. La decisione dell'Agenzia delle Entrate, in vigore dal 3 settembre, è il risultato di una sentenza della Corte di Giustizia europea, secondo la quale le autoscuole non sono equiparabili a scuole, università e altri enti di formazione e pertanto non possono beneficiare dell'esenzione IVA. Stamattina a Roma la mobilitazione promossa dalle associazioni di settore UNASCA e Confarca, mentre lo sciopero faceva sentire i suoi effetti non solo su lezioni ed esami di guida saltati, ma anche su altre pratiche, sospese per la chiusura delle agenzie. Io devo fare il rinnovo della patente, perché la patente trovo un disagio, appuntamento devo spostarlo. Alta l'adesione anche dal Veneto, dove sono rimaste chiuse 8 scuole su 10. A preoccupare non solo l'improvviso cambio di regime fiscale, ma anche la sua retroattività, tutt'altro che trascurabile dal momento che il fisco esige il recupero dell'imposta non versata su tutti i corsi di guida degli ultimi 5 anni. Non si può fare una legge di questo tipo chiedendo degli arretrati mai versati a persone che non si aspettavano sicuramente di pagare IVA. Adesso come fai a chiedere dell'IVA? Cioè vuol dire mettere in ginocchio tutte le autoscuole? In ballo c'è infatti un conto a dir poco salato. Se dovesse succedere, la maggior parte delle autoscuole a conduzione familiare a questo punto deve chiudere, perché hanno fatto un calcolo approssimativo di circa 500 milioni di euro. Un conto è l'applicazione dell'IVA e dell'aliquota più giusta. La vera battaglia invece è la cancellazione della retroattività, altrimenti si va in piazza. L'unica cosa intanto è la cancellazione della retroattività. Poi per quanto riguarda l'IVA e l'aliquota, quello poi eventualmente staremo a vedere. Dobbiamo fare in modo che la legge finanziaria, che lo stanno scrivendo in questi giorni, ci dia un po' di retta, altrimenti andiamo in piazza. A farne le spese, avvertono, sarà anche la sicurezza stradale, dal momento che i rincari dei corsi si tradurranno in una diminuzione delle ore di guida. Una scuola a metà, come denunciato dalle auto che nonostante lo sciopero si sono viste in giro, con una croce eloquente. Un'altra battaglia invece politica ma anche diciamo finanziaria, quella dell'autonomia. Pochi giorni ormai al vertice di Venezia con il governatore del Veneto e il neo ministro agli affari regionali Francesco Boccia, e il presidente Zaia dice: portiamo al ministro Boccia la bozza dell'autonomia e deve soltanto firmarla. Il governo è cambiato, la volontà di autonomia del Veneto no.
Il progetto suggellato dal referendum del 22 ottobre 2017 continua, salvando il lavoro svolto finora e iniziando il dialogo con un nuovo interlocutore. La prossima settimana il neoministro per gli affari regionali Francesco Boccia sarà qui a ricevere dal governatore Zaia la bozza d'intesa. Abbiamo fatto tutti i lavori che dovevamo fare, i compiti per casa. Come dico io, il ministro Stefani ha fatto un lavoro strepitoso, adesso noi consegniamo al ministro Boccia non solo un resoconto di tutte le attività in maniera tale che non ci siano dubbi o dichiarazioni poi distorte a livello nazionale sul fatto che si è fatto o non si è fatto, cioè sono date, orari e riunioni fatte, elaborati prodotti, e dall'altro consegneremo anche ufficialmente al Ministro ovviamente la bozza d'intesa che noi siamo disposti a firmare già lunedì se volesse firmarla. C'è poi già un dato politico assodato che Zaia sottolinea con forza. Fino a pochi anni fa l'autonomia appariva una chimera, oggi è tra i temi in cima all'agenda politica nazionale. Prima del 22 ottobre 2017 dicevano che fare il referendum sarebbe stata un'utopia, l'autonomia era utopia, e il risultato qual è? Oggi che noi parliamo di autonomia, che il governo parla di autonomia e che comunque l'agenda del governo e tutti gli angoli del paese parlano del progetto di autonomia. Questi non lo vorranno fare, si metteranno di traverso, arriverà qualcuno che prima o poi la farà, perché va a finire così, vedrete, ai posteri l'ardua sentenza, diceva Manzoni nel 5 maggio, sarà così. Intanto nel terzo incontro per le Olimpiadi Cortina-Milano 2026 che si è tenuto nel capoluogo lombardo non è uscito il nome del CEO che guiderà il comitato organizzatore dei giochi. Se ne ridiscuterà al prossimo tavolo olimpico, previsto alle Fiere di Verona il 7 ottobre. Per i giochi invernali si attende poi anche l'arrivo di una legge ad hoc dal Parlamento. Sì, la legge olimpica è proprio obbligatoria, deve esserci una legge approvata dal Parlamento che sancisce un po' le regole e le modalità di gestione di tutta la partita olimpica. Ancora governo e politica, si discute ormai da giorni, da lunedì, quando c'è stata la decisione ufficiale di Matteo Renzi di lasciare il Partito Democratico e di fondare Italia Viva. Ma come sapete da un anno c'è un'associazione che si chiama Veneto Vivo, il nome è molto simile, lo guida Simonetta Rubinato, ex parlamentare del PD, che oggi parla proprio della decisione dell'ex premier, dell'ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, e guardando anche alle regionali del 2020 non chiude a un dialogo con lui. L'addio di Renzi al PD è nell'aria da tanto tempo, francamente accade in un momento che appare poco comprensibile, perché esattamente quando lui propone, completamente cambiando la sua proposta iniziale, di fare un accordo con i 5 Stelle, proprio quando il Partito Democratico va in questa direzione che è quella suggerita da lui decide di uscire dal PD. Il PD, Simonetta Rubinato, l'ha vissuto dal di dentro e sulla sua pelle, verrebbe da dire, essendo stata esclusa dal dibattito politico nel partito, isolata per l'appoggio all'autonomia. Le dinamiche che guidano mosse come quella compiuta da Matteo Renzi le conosce da vicino. Costituendo 2 nuovi gruppi, sostanzialmente è come se ci fosse un'altra gamba accanto a quella del PD e a quella del Movimento 5 Stelle a sostegno del governo, e quindi il governo, Conte, dovrà contrattare, e anche Di Maio e Zingaretti dovranno contrattare con Renzi quelle che sono le scelte legislative, le scelte di tipo finanziario e anche le scelte sulle nomine di chi dirigerà le partecipate pubbliche. Diventa un ago della bilancia in grado di sostenere il governo o di staccargli la spina. Interesse a staccarla alla spina ovviamente ora non ne ha. Prima, dice Rubinato, deve radicare nel territorio il suo movimento. Con Matteo Renzi, l'ex parlamentare del Partito Democratico, in comune ormai ha solo l'idea del nome del rispettivo progetto politico. Un anno fa era nato Veneto Vivo, mentre l'ex segretario PD, lasciato il partito, si è messo alla guida di Italia Viva. Chissà che questa assonanza non possa portare a percorsi comuni magari alle regionali del 2020. Fa piacere che quelli che hanno studiato evidentemente il marketing di questa operazione di Renzi abbiano pensato che Italia Viva sia un bel nome. Noi nel nostro piccolo ci avevamo pensato da piccoli artigiani in casa. Comunque è una coincidenza ovviamente, però se Matteo vuole confrontarsi sui temi dell'autonomia e del federalismo, siamo qui per dirgli qual è la nostra idea. Dare ai bimbi, cambiamo argomento, ai bimbi che non possono parlare alle stesse opportunità degli altri. Non si ferma la battaglia di mamma Raffaella Buzziol, che lancia un appello per l'assunzione nelle scuole di interpreti della lingua dei segni e si rivolge direttamente agli amministratori, ai comuni.
La mia battaglia inizia 6 anni e 9 mesi fa, quando a Lisa viene detto che ha una patologia che porta al mutismo. Raffaella è la mamma di Lisa, una bambina di 11 anni e mezzo che non può parlare e riesce a comunicare solo attraverso la lingua dei segni. Lo scorso anno ha smosso mari e monti per riuscire ad avere un assistente alla comunicazione che le facesse da interprete a scuola. Oggi l'assistente c'è, ma per 20 ore la settimana. Lisa come potrà fare storia, scienze e geografia se in quel momento manca il ponte e la lingua dei segni? La lingua dei segni italiana per Lisa permette di istruirsi, cioè di imparare, ma anche di comunicare. E mia figlia pure fortunata, dice la mamma, moltissimi altri bambini nella sua stessa condizione non riescono ad avere l'interprete e la maggior parte degli insegnanti di sostegno non conosce la lingua dei segni. È per questo che mamma Raffaella si sta battendo per far sì che ai bimbi sordomuti o muti vengano date le stesse possibilità dei loro coetanei nell'istruzione in primis, ma anche in tutte le altre attività. Parliamo dello sport. Qual è quell'associazione sportiva che si attiva in lingua dei segni italiana per tutti questi bambini? Non si deve parlare se si ha di fronte un bambino sordo-muto, si deve parlare guardando negli occhi un bambino, considerando le sue necessità. Lisa attualmente non può fare uno sport. Lisa l'unica attività che ha è Coro Mani Bianche del Veneto. Persone specializzate ce ne sono e l'Università Ca' Foscari è all'avanguardia e Raffaella si è impegnata nell'organizzare incontri, convegni, invitando anche le amministrazioni comunali della Marca per informare e sensibilizzare sul tema, ma finora in pochi l'hanno ascoltata. Io confido in Antena 3 per lanciare veramente una sfida e che dia risposta per la felicità di questi bambini. Lascerò il mio recapito telefonico, voglio vedere quanti sindaci, quanti assessori all'istruzione sociale, quanti assistenti al sociale si rivolgeranno a Antena 3, diranno ok, io ci sto per un convegno, perché organizzare un convegno, dare informazioni per salvare e dare opportunità e un sorriso a un bambino penso che non sia così difficile. Oppure bisogna aspettare un'elezione, ma poi dopo diventano promesse. Allora vedremo chi raccoglierà questa sfida tra gli amministratori e i sindaci del territorio. Adesso la cronaca è la cronaca di una terribile vicenda di violenze sessuali che purtroppo vede protagonista un anziano e un bambino. 3 anni di reclusione, 10.000 euro di provvisionale a favore della vittima e l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. È stato condannato il 71enne di Paese accusato di avere compiuto abusi sessuali sul nipotino della compagna che all'epoca dei fatti aveva 10 anni. È stato lo stesso bimbo in lacrime a confidare al fratello maggiore le attenzioni morbose dell'anziano subite a casa della nonna mentre quest'ultima si era assentata lasciando il nipotino con il compagno che fino a quel momento si era sempre dimostrato per il bimbo amorevole come un qualsiasi altro nonno. La violenza risale alla primavera del 2016, dopo la denuncia dei genitori, le indagini, il processo ed ora la condanna con rito abbreviato. Particolare inquietante è che l'uomo faceva attività di volontariato come nonno vigile ed aveva quindi ogni giorno a che fare con i bambini che assisteva all'entrata e all'uscita da scuola. Fatto il giro del web la storia, la vicenda del 22enne figlio di un industriale di Oderzo che si è schiantato con la Ferrari del padre nel Pordenonese. C'è anche un video che testimonia questo incidente. La Ferrari 812 Superfast inizia alla rotonda a velocità moderata, poi il pilota inizia l'accelerazione. Peccato però che se non si è esperti di guida, un bolide da 800 cavalli e 12 cilindri non è facile da tenere in strada. Pochi secondi dopo l'effetto è scontato. Il bolide, diventato indomabile, è andato a schiantarsi contro il muretto di una recinzione privata. Solo danni ingentissimi e tanto spavento per le 2 persone a bordo del veicolo, rimaste entrambe illese. Si tratta di Tommaso Buoro, 22 anni, figlio del patron della Nice di Oderzo e di un'amica del giovane che viaggiava con lui a bordo del mezzo. L'incidente è avvenuto domenica poco dopo le 18:30 in località Camolli Casut, a Brugnera di Pordenone. Le prossime domeniche forse il giovane le dovrà passare a lavorare nell'azienda del padre per ripagare i danni all'automobile, pari a 300.000 euro.
Davvero impressionante questo schianto, fortunatamente per il ragazzo è andato tutto bene, questa è la cosa più importante evidentemente. Adesso invece andiamo a Conegliano, dove ha preso servizio oggi il nuovo comandante della compagnia ed è un esperto di ambiente, importante la sua presenza in un territorio patrimonio UNESCO. Il maggiore Fabio Di Rezze, romano di 47 anni, è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Conegliano, ruolo in cui è subentrato al maggiore Salvatore Gueli, che ha lasciato la Marca per un nuovo incarico. Il maggiore Di Rezze negli ultimi 6 anni è stato il comandante del nucleo del NOE di Udine e da esperto di tutela dell'ambiente, ha voluto precisare in conferenza stampa, sarà l'uomo con l'esperienza utile per salvaguardare il territorio da inquinamento e speculatori. Un occhio di riguardo, ha voluto precisare il neocomandante, sarà dunque rivolto alle colline del Prosecco, da poco divenute patrimonio dell'UNESCO. La compagnia di Conegliano d'ora in poi presterà un'attenzione particolare agli incendi, soprattutto di rifiuti. Più che abusivismi edilizi io cercherei di mantenere fuori il coneglianese dalla problematica quella che investe purtroppo in questo momento il Veneto, la Lombardia e la Campania, ossia quella degli incendi nei depositi di rifiuti. Problematica che investe questi 3 territori perché purtroppo sono ricchi di capannoni in disuso. Dal 9 novembre, data di presa in carico del comando compagnia, il maggiore ha già preso visione in borghese delle zone più calde di Conegliano, a partire da Piazzale Zoppas. Verranno attenzionati maggiormente, così come è già stato fatto e così come verrà continuato a fare nei prossimi anni, sia da parte nostra sia anche dalle altre forze di polizia con cui lavoriamo in perfetta sinergia ed in perfetto accordo. Il fenomeno della microcriminalità verrà contrastato con speciali controlli antirapina di aiuto per garantire la sicurezza. L'impronta della compagnia è quella di stare vicino al cittadino, cosa fondamentale, e far sì che il cittadino possa sentirsi tranquillo. La percezione della sicurezza è quello che noi andiamo a far raggiungere. Avevano anticipato, giusto una settimana fa, 20 e 10, i nostri ospiti erano allora Mario Conte, il sindaco di Treviso, e il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Beltotto, Giampiero Beltotto. Domani è il giorno in cui il Teatro Comunale svela le carte, perché verrà presentato il programma della nuova stagione, la prima sotto l'egida del Teatro Stabile del Veneto. Domani mattina la presentazione alla stampa, ci sarà anche il governatore Zai, e poi alla sera alle 19 c'è una grande festa aperta a tutti ovviamente i cittadini, nella quale verrà presentato in teatro ovviamente il programma, e poi una festa proprio davanti al Teatro Comunale di Treviso. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, lo sport adesso a partire dal basket, con il ritorno a Treviso per il trofeo Gilberto Benetton di Maurizio Gherardini e Zeljko Obradovic, 2 nomi importanti per il recentissimo passato del basket trevigiano, e intervistati alla mostra sull'NBA raccontano di rimanere sempre grandi tifosi del basket trevigiano. Penso che sia una cosa molto bella poter celebrare da una parte il ritorno 1-1 della squadra di Treviso, che sta facendo cose molto belle, molto significative, e dall'altra poter ricordare una persona unica e speciale come Gilberto Benetton. È una grande persona che ha fatto tutto, una delle persone che io quando sono stato qui sempre ho intentato aiutare tutti noi. Maurizio Gherardini e Zeljko Obradovic di nuovo insieme a Treviso per il trofeo Gilberto Benetton, che a 11 mesi dalla scomparsa del patron del basket trevigiano inaugura la stagione al Palaverde. General manager e allenatore del Fenerbahce di Istanbul, eccoli in piazza Borsa alla mostra dedicata all'NBA, che Gherardini ha conosciuto da vicino, prima con Toronto, poi con Oklahoma, e alla quale il coach serbo ha sempre preferito invece l'Europa. Entrambi rimangono grandi tifosi di Treviso. Treviso mi sembra una società che fa le cose bene, una società solida, una società che sa programmare, e ripeto, a me piace viverla veramente da un tifoso a cui insomma, sta veramente a cuore il domani di questa società. Treviso in Serie A, così mi auguro che vanno a fare bene il campionato, e poi contento di stare qui, sono tanti anni che non ho avuto possibilità di stare qui.
sai, abbiamo sempre parlato, qui è nato mio figlio, è così una città molto importante per me. L'idea del consorzio è una delle migliori idee, soprattutto portando assieme un territorio che vuole sostenere uno sport, e l'esempio di Treviso ormai penso sia il migliore esempio di consorzio in Italia in questo momento. E poi c'è il rugby con i Leoni del Benetton pronti a un'altra stagione importante con grandi aspettative. Non sarà facile replicare quest'anno la scorsa stagione da record, ma gli obiettivi dei Leoni del Benetton rimangono alti, anche se, dice Capitan Sgarbi, c'è un gruppo nuovo da costruire in cui sono entrati a far parte tanti giovani e dal quale mancano ancora diversi nazionali impegnati in Coppa del Mondo. Anche per questo i biancoverdi hanno esordito l'altra settimana con una sconfitta contro le Zebre, ma nessuno in un ambiente solido e collaudato come questo se ne è preoccupato oltre il dovuto. Sicuramente dopo un'annata importante come l'abbiamo vissuta, ovviamente le aspettative sono altrettanto importanti per noi, però dobbiamo essere un po' cauti, rimanere coi piedi per terra, quindi io mi auguro che questa stagione possa essere un anno di crescita altrettanto come abbiamo fatto nella scorsa stagione, però dobbiamo fare un passo alla volta. Stagione quella 2018-2019 che parte più tardi del consueto, solo a fine settembre. Sarà una bella sfida, una sfida che ovviamente siamo pronti ad accogliere con molta serenità e con molta ovviamente voglia di fare, lavorando quotidianamente e concentrandoci proprio sulla qualità del lavoro giornaliero per preparare poi le partite e affrontando una partita alla volta. Dell'universo Benetton entra a far parte, grazie a un accordo stretto in questi giorni, la società CBS Lavoro. Ci permette da un lato di avvicinarci a uno sport estremamente bello e importante che fa dell'educazione, del rispetto della forza fisica il principale punto di forza, e di dare anche occupazione sul lavoro attraverso l'attività che andremo a fare, che poi è quella di accoglienza e steward nei vari eventi che la Benetton Rugby farà durante l'anno. Complimenti ragazzi del Benetton Rugby, adesso le notizie del Bellunese. E allora, a partire dalla morte della trentenne alpina trovata appunto morta domenica scorsa alla caserma Salsa di Belluno, secondo l'osservatorio militare e secondo Domenico Leggero dell'osservatorio militare ci sono troppi lati oscuri nel caso dell'alpina trentenne originaria di Verona trovata morta domenica scorsa. C'è da spiegarsi come mai la donna si trovasse in caserma dopo che a luglio era stata dichiarata temporaneamente non idonea al servizio. Per questo l'osservatorio militare chiede di bloccare la cremazione del corpo e di indagare a fondo. Qualcuno, spiega Leggero, ha detto che si è suicidata, si è parlato anche di un biglietto che la soldatessa avrebbe scritto, ma l'unica certezza è che non poteva essere dov'era perché la commissione medico ospedaliera di Padova l'aveva dichiarata 2 mesi fa temporaneamente non idonea per depressione. La donna aveva evitato il trattamento sanitario obbligatorio optando per il ricovero di 1 settimana in ospedale per gli accertamenti. Qualcuno, conclude l'osservatorio militare, deve spiegare perché con questo quadro clinico la militare si trovava in caserma domenica scorsa. Adesso invece parliamo della scadenza il 20 settembre del termine per contrattualizzare i progetti legati ai ripristini del post tempesta Vaia. Sono 8 gli interventi che riguardano il comune di Taibon a Gordino. Prima il fuoco, poi l'acqua e il vento. A Taibon a Gordino si vive il ricordo di quei drammatici giorni di fine ottobre 2018. Basta spostare l'occhio della telecamera verso le palle di San Lucano per osservare il bosco carbonizzato e più su, all'interno della valle, gli alberi schiantati e il letto del torrente Tegnassa ancora pericolosamente ostruito da tronchi e rami. Abbiamo tanta progettualità per la sistemazione, ovviamente nel primo anno di commissariamento e di ordinanza parziale, nel senso che si comincia, tanto altro andrà fatto i prossimi anni. Sono 8 i progetti che saranno contrattualizzati a fine mese, dedicati in parte alla mitigazione del rischio idrogeologico e in parte alla sistemazione dei 90 km di viabilità silvopastorale. La preoccupazione maggiore è tuttavia rivolta alla rete idraulica. Un rischio grandissimo, anzi
si è detto più volte che la condizione in cui è stato lasciato il territorio da Vaia è una condizione tale per cui nel futuro eventi inferiori come potenza Vaia possono produrre effetti più dannosi di Vaia stesso. Per il torrente Tegnasse la competenza dei servizi forestali, la cui progettazione partirà il prossimo anno per la parte più interna alla Valle di San Lucano, ma ci vorranno altre risorse per la sistemazione di tutto il letto che è stato liberato solo in prossimità del paese. Il Genio Civile invece sta lavorando a uno studio per intervenire lungo tutta l'asta del Cordevole. La competenza è di altri enti per quanto riguarda gli alvei. È evidente che ci deve essere un rapporto con il Comune, perché è il Comune che sta qui e vede quello che c'è e sente anche, insomma, le preoccupazioni dei cittadini. Io spero che tutti gli enti superiori continuino a starci vicini come hanno fatto e come stanno facendo, perché da soli non potremmo riuscire a fare nulla. Non c'è ancora il nome del super manager per guidare la macchina operativa dei giochi 2026 Cortina Milano. Intanto allora Confindustria Belluno lancia un nuovo appello: maggiore dialogo tra CONI e governo. Bisogna stemperare immediatamente le tensioni che ci sono, non fanno bene a nessuno, abbiamo bisogno di lavorare immediatamente. Sembra che abbiamo degli anni, ma in realtà non è così, dobbiamo muoverci subito in sinergia. Non c'è tempo da perdere, la partita dei Giochi Olimpici Invernali Cortina Milano 2026 non è uno scherzo e chi si è subito messo al lavoro il giorno dopo la storica assegnazione a Losanna attende un segnale da governo e CONI. L'appello arriva da Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti e coordinatrice del tavolo nazionale di Confindustria, Sport e Grandi Eventi, da redigere quanto prima il testo della legge olimpica che Confindustria auspica venga fatta tenendo conto degli interessi del Paese e non di qualche parte. Nel frattempo si susseguono gli incontri tecnici, mentre è atteso nei prossimi giorni quello tra il presidente del CONI Malagò e il neo ministro allo sport Spadafora. Ci sono degli incontri molto importanti che speriamo che vadano a definire il tutto e soprattutto a stemperare quelli che è un clima di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Rispetto alla posizione delle parti e la loro autonomia, ma da imprenditrice, dice la presidente Berton, vorrei che si iniziasse a entrare nel vivo della questione e si superasse l'attuale impasse. Il futuro è tutto da programmare, bisogna cominciare a parlare di infrastrutture sostenibili, mobilità, pianificazione urbanistica. Gli imprenditori ci sono, vogliono giocare la loro partita, la loro parte, e in particolar modo Confindustria Belluno Dolomiti, che rappresenta questo territorio e che ha questa magnifica città Cortina tra le sue ricchezze. Al Consiglio di Presidenza di Confindustria Lorraine Berton ha chiesto di convocare proprio a Cortina la riunione che seguirà quella di Roma. Confindustria ha appoggiato immediatamente. Faremo la nostra parte con azioni e proposte concrete, anche per questo abbiamo bisogno di interlocutori sereni e risoluti. Ogni contraccolpo alla macchina olimpica è un contraccolpo all'economia e al cuore produttivo del Paese. Si prevede grande partecipazione di dipendenti della Wanbao ACC al sit-in organizzato dai sindacati RSU per venerdì prossimo davanti al consolato cinese a Milano. 110 dipendenti che hanno già dato l'adesione allo sciopero e che partiranno alle 5:30 dal piazzale davanti allo stabilimento di Mel. Intanto il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato l'atteso incontro tra i sindacati, la Regione e la direzione aziendale il 24 settembre alle 15 a Roma. Solo per dirvi in chiusura, a 20:10, fra pochissimo, la politica in primo piano e la scissione di Renzi. Ne parleremo con il segretario regionale del Partito Democratico Alessandro Luigi Bisato. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Tempo via via più stabile e anche soleggiato sul nostro territorio, ma vediamo il dettaglio di giovedì 19 settembre. Sul Veneto al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto, ma in genere senza precipitazioni. Sarà più soleggiato invece a partire dal pomeriggio. Temperature stazionarie minime tra 13 e 17 gradi, massime comprese invece tra 20 e 23 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con molte nubi nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento invece durante le ore pomeridiane. Anche in questo caso le temperature saranno invariate, minime tra 13 e 17 gradi, massime tra 22 e 23 gradi.
E il tempo si mantiene buono anche sul Trentino Alto Adige, ma anche in questo caso sarà molto nuvoloso al mattino, poi ampie schiarite soleggiate. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime tra 22 e 24 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.